degli scrittori sono il gioiello più grande e meno ricercato. Quando un ragazzo di 16 o 17 anni dà di matto e decide di fare il poeta, è il disastro familiare assicurato. Ebreo omosessuale, mezzo negro, mezzo bolscevico, la Siberia del suo esilio ricopre d'obbrobrio anche la sua famiglia. I lettori di Baudelaire non hanno vita facile alle scuole superiori, né con i compagni di classe, tantomeno con gli insegnanti. La loro fragilità però è ingannevole e anche il loro umore e le manifestazioni capricciose del loro amore. Dietro queste ombre vaghe si celano forse i tipi più duri del mondo e di sicuro i più coraggiosi. Se dovessi rapinare la banca più sorvegliata d'America, nella mia banda vorrei solo poeti. La rapina si concluderebbe in modo disastroso probabilmente, ma sarebbe bellissima.